Bella ragazza, tutti dal comandone veneziano, rabbia pura, vi spiego tutto. Non siamo ad Aragon perché? Siamo in Thailandia perché ovviamente mi sono rifiutato di caricare l'Aragon. Allora, sapete la difficoltà mia di Aragon, gara sfavorevole. Sulla mia gara parto 15esimo in griglia, tutta la gara ottavo, riesco a tenere in tutti i modi senza neanche far danni, gara perfetta. Penultima chicane, tanto partiamo 15esimi anche qua, penultima chicane, cado, colpa mia, tiro giù i santi, i vivi, i morti. E allora, come potete capire, lasciamo perdere, siamo ancora decimi a un punto da Morbidelli che fortunatamente non è andato a punti, però ragazzi è dura, qua rischiamo la doppia soft. Veramente non mi aspettavo perché ero strafelice anche nel commento, tutto gasato, dai Aragon riusciamo a fare un ottavo posto incredibile soffrendo, ultima chicane, penultima prima del rettilineo finale, errore così, colpa mia, ma ti tiro giù tutti i santi e mi dispiace, non potevo caricare un video così, rischiavo il linciaggio e la diffida per 62 anni dal tubo. Niente raga, andiamo, questa è una gara che sinceramente non mi piace tanto rispetto alla Finlandia e soprattutto a tanti rettilinei che soffro molto con la mia moto. Ho fatto anche la richiesta per la Ducati per creare una moto, un nuovo team e speriamo bene. Andiamo, Gran Premio della Thailandia. Massimale, quindi poco commento e tanto cuore. Vai. Siamo in lotta con Marquez, Troccato e Morbidelli per la 10ª piazza nel mondiale. Di avere le balle adesso, però dopo la schifezza di Aragon impossibile da postare un minuto di insulti a chiunque, al genere umano e non. È bello che automettiamo anche le gomme medie così negli ultimi giri stiamo più attenti. Tac, cagata. Uff, un po' di culo, dai, vediamo se la dia bendata per una volta ce l'ha con noi. Dai. Vabbè, si supera chiunque. Attento. Buon sorpasso, siamo in massimale, siamo in piena massimale ragazzi. Di un tempo di MotoGP proprio sono andati, non ho più proprio elasticità, forse di imparare dopo 2 anni di inattività, sono proprio vecchio, cazzo, ancora non ci siamo ambientati bene. 2 anni sono un po' di precarietà di inattività, però che cazzo. Attento.
siamo un secondo più lenti del primo, ma va bene. Andiamo un po' lunghi. Mamma mia che rischio. Marchetto, tira fuori i coglioni. Aspetta, questa la lasciamo in piena massimale, ragazzi, Lo zoccolo duro, la vecchia guardia del canale lo sa cos'è la massimale. No. No, Ma se ho... ma come può darmi 2 decimi di penalità e addirittura ho perso tempo? No, sei un figlio di Troia. No, inaccettabile, veramente. Devo schizzare ancora, anche qua. Ho già perso un video per questo, me ne fai perdere 2 decimi, sono tanti, cazzo. E ho perso anche. Ma vaffanculo. Non ho fatto anche una buona gara, cazzo, sono ottavo come Aragon, silenzio. Perché non ho più carburante, che bello. Sono miscela 2 la moto va. Miscela 1 no. Stai buono. No, 2 decimi di penalità dove addirittura sono andato a perdere. E subito perdo la concentrazione. Torniamo in massimale, ragazzi, torniamo in massimale. Piena massimale, ragazzi, cercando di gettare il cuore oltre l'ostacolo dopo la beffa atroce di una gara sfavorevole come Aragon, guidata alla grande, persa per mio errore sicuramente, ma anche per sfortuna, perché veramente alla penultima curva. Niente, non c'è niente da fare, cado in questo gioco, cado. E adesso so cazzi, la moto non la tengo più. C'è spazio all'errore. Sì, questo devo star calmo, posso fare un altro video sinceramente. Zio 2 gare 0 punti, peggio di così. Sì, adesso mi butto, vaffanculo che si mi ritiro, cambia niente. Ah, non la tengo più. Sì, come ne sbatto le palle. Andiamo, ammazziamoci e va bene. Buona gara anche questa. A me non sono caduto l'ultimo giro, ma cado troppo. Stagione veramente fallimentare, perché anche Catalogna ha buttato via punti su punti, veramente. Ha buttato via l'impossibile. E cosa da dire che quando le grandi prestazioni le ho sempre fatte con 3 giri, però forse non ho proprio la capacità
stare concentrato e non più di un tot, perché non so spiegarmi sinceramente. Morbidelli è decimo. No, ma la moto veramente la sentono male di più. Finiamo la gara per voi, ma disastro atroce. Mentre salviamo il podio, austriaco fortunato e il quinto posto della Finlandia, che ormai proprio non sono più. Perderemo certamente la 10ª piazza su un po' di gare favorevoli, Filippo Isola, Malaysia, Valencia, per carità, però a tutto c'è un limite. Crisi nera sta stagione, io spero finisca presto veramente. Sì, andiamo dritti, ma chi se ne fotte, ma vaffanculo. Stiamo indovinando una, la moto distrutta, sono caduto, quindi è normale non avere possibilità di far nulla. Lo sto finendo solo per il video, ma dentro di me, finito questa gara, sarà un'esplosione di qualcosa. Disastro Aragon, disastro Thailandia. Vince Marchetto. Per noi disastro purissimo. Doppio fallimento. I piloti della MotoGP completano il giro d'onore e rientrano al parco chiuso. La classifica ci vede addirittura 12esimi, a meno 3, siamo ancora in stralotta. Ma il disastro è completo. Ah, bene. Sto prendendo follower a manetta. Prossima è Motegi, sicuramente tra quelle in programma la meno favorevole, ma ormai insomma c'è poco da dire. Il disastro è compiuto. Raga, saluto dal commendatore veneziano, alla prossima. Ciao!